Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Allora, intanto una cosa, c'è sto cacchio di cuffie della PlayStation del livello audio perfetto, però come microfono un po' una minchia. Se parlo forte sento un fastidio, un ritorno fastidioso, un po' grattare. Però un po' più piano che sono la voce gigante, quindi sarà durissima. Fiori, cominciamo la stagione, siamo nel 93, stagione 93-94, siamo campioni NBA. Adesso facciamo la prima partita, vediamo se c'è la consegna del trofeo, degli anelli, boh, non lo so. E dopo invece pensiamo un po' agli scambi, quindi ci ribeccheremo per le prossime partite, come credo farli con calma perché sono un po' un casino. Cominciamo il debutto. Eccoci qua. Siamo contro i Sacramento Kings di Randy Brown, Billy Owens, Rodney McRae, Kevin Willis e Mike Nimsk. Che voce, ragazzi, che cume. Ok, parte Divac titolare perché voglio provarlo. Credo qua c'erano delle rotazioni che cambieranno molto. Non so se ci sarà la cerimonia degli anelli, non capisco, non credo a sto punto. Non lo so, vediamo. Para pa para, na na. Forse chiediamo un po' troppo. Certo, ho problemi col playmaker e la guardia che non ho riserve valide, quindi sarà forse una rinuncia dovrò farla, ve lo dico già. No, non c'è comunque la cerimonia di un cazzo, quindi ciao. Boh, vai, ciao. Vai. Inizia la nuova stagione senza cerimonia degli anelli, non so il perché. Forse nella Mairas non c'è, non lo so. Boh. Comunque Kevin Divac subito. Stoppone di Divac. Mamma mia, che inizia un po' così, Beppe. Sono rimasto un po' male, però. Sì, sono rimasto un po' male. Cosa è successo? Non lo so. Inizia un po' beffardo. Ecco. Subito primi punti per i campioni del mondo NBA. Subiscono i primi 2 punti. Quindi è già crisi Phoenix. Vlad Divac. La 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 la. Mamma mia Vlade. Ragazzi, se questo si presenta così Vlade sarà dura per tutti, eh. Kevin Johnson. Bello, bel punto qua. Qua Sacramento ha fatto cose importanti. La 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 la. Mamma mia Barkley. Subisce il fallo e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Fa canestro, subisce il fallo e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Perché è nato con pane e tranquillo e buffa. È normale avere, diciamo, la telecronaca di quegli anni. Posso andare anche avanti, tanto non c'è stata la cerimonia di un cazzo, porca miseria. Peccato. Sono Sacramento in fuga però. Puttana la miseria. Ok, adesso però vedo, ecco qua Phoenix sta tornando. Godo e vinciamo. Buon raga. Si parte bene, adesso lasciatemi pensare a come strutturare la squadra per avere un playmaker e un playmaker e una guardia di riserva decenti, se no sto anno facciamo cagare. Ho fatto un po' di scambio, in realtà ho preso giocatori ancora non forti, roba così. Quindi diciamo il titolare Kevin Johnson, Onasek, Miley, Barkley, Divac, abbiamo Dumas che va a sostituire Barkley, Sprewell
che va a sostituire Meyerly, Longley, Divac, Irving, Hornacek e Kerr, Kevin Johnson. Hanno preso che Steve Kerr, ragazzi, ha preso veramente a un cazzo. 28 anni non sono fenomenali, però è un giocatore che amo. E Rashad Irving lo stesso, un buon giocatore, quindi me lo godo, dai, me lo godo. Questa è la squadra. Le stazioni sono a posto, adesso andiamo. Questa è stata la grande sfida con i Sonics. Vai, se andiamo un po' veloci, vediamo che combiniamo. La squadra c'è, ma è chiaro che ripetersi non è mai facile, poi vorrà vendetta Michael Jeffrey, eh? Seattle ce ne sta già dando di brutto, eh? Questa è persa, sì. Ok, inizio non propriamente perfetto. Madonna, ma porca miseria. Subito Sir Charles, piccola rottura. No, bene, no, bene. Perfetto. Subito cose importanti. No. Sì, vabbè, ciao. Questa è una brutta cosa, eh. Altre aree grandi. Bene, perfetto. No, possiamo dare più minuti a Divac. Però siamo già in crisi nera. Oh, che cazzo va adesso? Oh, mi ero appena messo a posto tutto, dovrò rifare tutto. Che bello. No, Miley per il momento non si vende. Ma la prima scelta protetta, Lakers dice, ma sì, sono d'accordo. Subito problemi per Phoenix con Barkley fuori 2 settimane, che nel basket non sono pochissimi, visto che giocano i 30 minuti. Mamma mia. Ragazzi, da campioni NBA inizio disastroso. Vinciamo bene la prima, poi subito 2 sconfitte pesantissime. Vi prego, prego Phoenix, torniamo ai nostri ranghi. Ok, qua torna la vittoria, perfetto. Harper e Chambers, sì, vabbè, sicuramente lo facciamo. Presto, però ci potrebbe essere uno sconvolgimento nella National Basketball Association. Qua siamo abbastanza vicini. No, dai, gaffemo. Ok. Per il momento non c'è bisogno del nostro. È guarito Sir Charles, è guarito Sir Charles. E questo mi fa piacere. Ho capito. Sir Charles è guarito, perfetto. Ok. Dobbiamo mettere i minuti a Sir Charles. Addirittura 38. Qua abbassiamo un po' Vlade. Mm. Perché? Ah, è giusto. Sì, ma... Ok, però Dumas, vabbè, 14 mi sembrano un po' pochini. Ok. Bene. Adesso andiamo contro Utah. Boh. Speriamo di essere ripreso dopo 2 sconfitte pesantissime che mi hanno un po' spaventato, sinceramente. Anche questa sembra una vittoria, perfetto. Harpers, no. Ma presto l'NBA sarà sconvolta, io ve lo dico, ragazzi, non manca tanto. Attenzione, New York sta prendendo 104-93.
Sì, andata. È un inizio non semplicissimo, eh. Pensavo un inizio più scoppiettante per i Phoenix dopo la super vittoria dell'anno scorso. 95, siamo là, siamo là. Vai, andiamo. No. 3 di vantaggio. Vai. Abbiamo Hornacek. No, no, subito cagata di proporzioni bibliche. Male, molto male. Allora. Proviamo Steve Kerr, voglio provarlo. E al posto di Sprewell mettiamo Kevin Johnson. Facciamo questa forzatura. Voglio vedere Steve Kerr, un mio idolo da 3. Vediamo Steve. Devo prendere la mano con il tiro di Kerr, porca miseria. Cerchiamo che riprende la partita questa stronzata. Jordan vorrà tornare campione comunque, Me lo vedo già Michael Jeffrey. Bravo Vlade. Kevin Johnson, ricordiamoci la squadra. Lui sembra un po' migliorato, forse non so se ogni anno c'è un piccolo miglioramento dalla parte video. Ragazzi, Kevin Johnson, MVP delle finals, tanta roba. Gol. Steve Kerr, mamma mia, lentino. Devo cominciare a capire la dinamica di Kerr nel tiro. Bravissimo, Charles. Ciao Divac, un bel centro, cazzo. Ha fatto veramente un colpaccio. Bello. Vai Steve. Vogliamo la prima tripla di Steve. Ma è Hornacek comunque l'idolo, No, ma sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando qualsiasi cosa. Vlade Divac. Mamma mia Vlade, signori. Mamma Vlade. Uomo vero Vlade. Sir Charles, signori. Sir Charles. Cosa ha fatto Sir? Buona difesa, siamo forti comunque. Sento una squadra solida, comunque vada. Bello, qua la dormita nostra, vabbè. Attenzione che non è finita, anzi siamo solo a un punto di vantaggio. Fallaccio su Johnson, ma va in lunetta con il tiro libero supplementare, signori. KJ, il mostro. Proprio sbaglia un tiro importantissimo per un possesso di vantaggio pesantissimo, mentre qua con una tripla pareggiano. Bello, purtroppo bello. Kevin
Mamma mia ragazzi, Kevin sta diventando... È vero che non sta aumentando nei parametri, ma è sempre più leader. Leader KJ. Niente da fare. Che dormita! Che dormita! È Vlade Divac. Bravo Vlade. Un Vlade devastante. Ma Johnson però ragazzi, che Kevin. Mamma mia, questo bellissimo. No! No, dimmi che l'ho persa. Non ci credo. Cagata di Divac qua. Che erroraccio, mamma mia. Hanno l'ultimo possesso, Indiana. Divac. Grandissima difesa di Vlade. Mamma che difesa di Vlade qua. Niente, non riesco a mettere un libero. Ok. 2 punti non sono garanzia di nulla. Non ci credo, si va all'overtime. Incredibile, overtime. Andiamo agli overtime. Merda. È stata ammazzata sto overtime, pensavo di averla vinta. No, errore ancora, mamma mia. Errori importanti. Bravo Charles. Qua deve salire in cattedra Jeff Hornacek. Jeff Hornacek! Questo è Jeff, signori. Bello, Indiana sta giocando bene. Indiana sta giocando un bel basket purtroppo. Bravo Johnson, boom dalla media. Dai fioi. Qua non poteva nulla Jeff. Let's go Suns. Sprewell, eccolo qua Sprewell, si è visto poco. Bravo Sprewell Barkley, boom, e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Grande. Molto bene. No. Ormai i supplementari ce li spariamo tutti, ovviamente. Non ci credo. Che culo. Che culo. Dio se la ritrova là. Ma la sbaglia. 2 rimbalzi offensivi gli abbiamo concesso. Malissimo. Con i giocatori che abbiamo, una vergogna. No, malissimo. Bruttissimo lì.
Non può metterlo ed è nostro, bravo Charles stavolta. Sprewell. Kevin Johnson. Bravissimo Kevin, che numero di Kevin Johnson. Che numero di KJ. Bello. Purtroppo bello. Mamma mia, che partita, ragazzi. Sprewell, geniale per Charles. Geniale per Charles. Divac fa il numero, ma non la tiene. Numero di Divac, ma non la tiene. Cosa fa Charles qua? Cagatissima di Charles. Brutto errore questo, non me l'aspettavo. Qua Divac fa un leggero fallo. Primo libero, purtroppo a segno. Secondo lo stesso. Ai ai ai. Si prospetta la sconfitta, poi facciamo la cagata. Solito bug. Eccola qua. Andata, ragazzi. Serve Hornacek, Fiori. Niente, con questo errore è finita. Ma vaffanculo, va. Perdiamo di 2. Tanti e tante sconfitte questo inizio, eh? Pensavo all'inizio più scoppiettante, ripeto. Vediamo. Siamo là. Ma dovremmo farci al 103,95. Ok, torniamo alla vittoria. Facciamo un piccolo filotto, ragazzi. Ho bisogno del filotto cumendiano. Questo sembra una bella vittoria. Perfetto. Con Indiana torniamo a perdere anche al ritorno. 9-1. Proviamoci. È la rivincita. Vai, Luke. Solito libro vergognoso. Mamma mia. Facciamo fatica, raga. Possesso pieno purtroppo per Indiana. Bravo Charles, dai. Sentenza keviniana. Bello, bello, purtroppo bello. Bravo Kevin, come entra bene. Niente, c'ho Indiana. Indiana, bestia nera di questo inizio di stagione. Bravo Divac, dai. No, errore. Basta. Stiamo giocando di merda. Ma che
Inizio strambo di stagione, porca miseria. 6-5, mamma mia. Quanto qua siamo qua? 20 minuti. Andiamo avanti. Hills on English, Miley Low, no. Direi di no. Inizio veramente complicato, eh? E continuiamo a perdere, Sì, sì. È finito il Magic Moment. Come in realtà la stagione 92-93 era grande e poi più nulla di devastante. Okay, torniamo a vincere contro Orlando alla grande, ma con un record di 7-6, cioè... È che non posso dare la piccola, ma Petrovic lo prenderei volentieri, quanto mi piace. Potrei pensare a qualcosa, adesso vediamo un po', però a fine di questo video farò delle valutazioni al vedere le statistiche dei giocatori e capire se c'è qualcuno che è in calo, perché vedo comunque la squadra più in difficoltà. Un ricambio ci può anche stare, anche se mi fa strano perché siamo veramente ancora tanti col picco. C'è ancora il picco, ragazzi. C'è il piccone. Ma facciamo fatica. Si fa fatica, Beppe. Si fa fatica. Ok, finalmente un'altra buona vittoria. Forse abbiamo solo bisogno un po' di carburare. Speriamo. Dai, vola, 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 Phoenix. Bella, bella, altra bella vittoria. Oh, siamo contro i Nuggets con il logo nuovo, logo che insomma è quello della mia generazione, ecco. Siamo là, mette il musetto Phoenix. Qua, la perdiamo, sì. Ok. Dai, entriamo nel 94 contro Seattle. Grande sfida all'Altrano quest'anno. Crisi, crisi, crisi. No, direi che chiudiamo forse prima del 94, perché siamo avanti così le perdiamo tutte. Ok, la vinciamo. Dai, chiudiamo con Orlando. Smith King, no. Ah, no, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Chiudiamo con questa il 16 dicembre 93. Vai. -2, ce la giochiamo noi. E vediamo se ci svegliamo, ragazzi, perché sono veramente deluso. Mamma mia, cosa mi ha messo? Cosa mi ha messo? Non ho parole. Do not parole. Kevin Johnson, bravissimo. Vlade Divac. No, non puoi sbagliarmelo però così. Mamma mia, oh. Bravi. No, o ci svegliamo. Voglio la tripla della riscossa. Niente. Niente da fare.
Dai che sbagliano anche loro. Proviamo a svegliarci noi, cazzo. Belli. No! Un passaggio in più purtroppo. Oh là! Bravo Charles. Kevin Johnson sempre numeri da fenomeno. Sì, ma non possiamo lasciare, vabbè. Inizio in salita per i campioni. Guarda, vaffanculo, basta. Boh, vai, inizio veramente di merda, raga. Ufficiale. Raga, abbiamo un record di 11-9, vediamo un po' le classifiche. Siamo quinti nella Western, mamma mia, siamo in difficoltà, ragazzi. Utah alla grande, Portland, Seattle, Sacramento e noi indietro. Invece in Est, Charlotte devastante, ragazzi. Chicago seconda, Orlando comunque 11-8. Ma Chicago non riesce a essere prima, vabbè. Dopo, capi classifica Lega. Jordan stranamente è sempre nella top. No, si sono in difficoltà però, ora Barkley, mamma mia. Non bene, raga, sotto il comandante veneziano c'è da lavorare.